Luis siciliano, due colori, l'arancione che viene dall'India, l'azzurro che ci riporta a Napoli e due strumenti, anche qui una tradizione così lontana apparentemente, quella del Vesuvio e quella del Gange. Perché questo incontro? Io sono almeno 20 anni che sento questo grandissimo richiamo dell'India. Lei è napoletano? Sì, sono napoletano. E per anni mi sono dedicato allo studio, a uno studio diciamo sulle fonti, innanzitutto musicologiche. Però a un certo punto poi ho viaggiato e sono andato in India e mi sono sentito a Napoli e ho detto, dico, ma qui è Napoli, questo è Napoli. In che cosa? Perché Napoli è una città dal cuore aperto, la gente ha un cuore aperto, è aperta verso l'altro. E questa cosa io l'ho percepita anche a Varanasi sul Gange, una città sacra tra l'altro, a Shiva, e quindi ho percepito questa apertura del cuore. La musica popolare che diventa musica sacra è un'altra cosa che hanno in comune l'India e la cultura campana. Diceva un grandissimo latinista della Federico II, Delia, il professor Delia, diceva sempre quando mi incontrava, che sapevo che io mi occupavo di questi studi, diceva ricordati che la nostra cultura greca altro non è che uno sbocco sul Mediterraneo della cultura prevedica e vedica. Quindi degli antichi testi sacri indiani. L'India è arrivata da noi già molto tempo fa, infatti non è un caso che nel sud dell'Italia, per esempio in Calabria, si ritrova questo strumento che hanno conservato, che hanno tramandato i pastori, sono stati depositari, che è lo shennai, che poi è diventata ciaramella, poi si è evoluta ed è diventato l'oboe, che è uno strumento principe dell'orchestra sinfonica. Questo strumento a livello proprio di tradizione indiana quanti anni ha? Avrà 9.000 anni minimo 9.000 anni di tradizione. Invece la tamorra, che è lo strumento tipico della tamurriata, quindi della musica popolare campana e napoletana, è uno strumento di cui si perdono le origini. È Mamma Terra, noi possiamo datare Mamma Terra? Musicalmente parlando, quanto sono vicine o lontane queste sonorità dal Vesuvio al Gange? Apparentemente sono molto lontane nella sintassi, diciamo, anche proprio nella grammatica, perché i sistemi musicali sono molto diversi, però sono vicini in quello che gli indiani chiamano rasa, che è lo stato d'animo, qualcosa che ci lega all'ethos greco. In questo ethos greco sono vicinissimi. Io quando cantavo la mia canzone dedicata al principio femminile, alla Madonna, alle nostre 7 Madonne... Le 7 Madonne del circuito vesuviano, secondo la tradizione. Certo. Io vedevo che c'erano questi grandi guru di musica classica indiana, di antichissimo lignaggio, che mi dicevano, "No, it's beautiful, what kind of language is this?" Che linguaggio è? Io ho detto napoletano, è beautiful, per loro era musica. Maron, maron, la musica è un qualcosa di sacro, che ci lega all'infinito, ci lega alla gioia incontenibile che è dentro ognuno di noi.